Volta arrivati al tombino lì, full gas, ok? Ok? Non ci credo! Non ci credo! Bicicletta che avete visto appena battuto la mia MT-09, ragazzi. Io non me lo spiego, veramente. Non riesco a trasmettere la sensazione perché io veramente ho dato full gas. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi andremo a mostrare un po' le modifiche che abbiamo fatto alla bicicletta. E venite qua, dammi, lascia a me. E andremo a sfidare un MT-09, un S1000R, un R6. Lì c'è un SH, ma facciamo una prova anche col 150? Va bene. What the fuck, bro? Tu sei sempre inopportuno, capito? Sono sempre qua, non sono di qua. Andatelo a insultare nei commenti, ragazzi, ok? No, il suo canale fa schifo. Iscrivetevi al mio. Business. Guarda, te lo dicono con gli occhi. Sanno che cosa sono fame, sofferenza, abbandono. Sì. Adesso Carlo ci illustrerà un po' le varie modifiche che abbiamo apportato. Cioè, modifiche poi, le migliorie, perché siamo andati a migliorare tutta la ciclistica. Vabbè, spiegacelo tu. Prima cosa le forcelle con stelli da 35 e canotti da 45, poi pinza Shimano 4 pistoni con adattatore personalizzato, ragazzi questo è indistruttibile, disco da 220 mm, ruota anteriore da 26 pollici, a differenza della ruota posteriore che è 27,5. E poi merde che ci avete commentato la sella con le molle dell'80, non vi preoccupate che a breve vedrete cosa c'è. Io glielo posso dire? No. Posso dire? No. Glielo posso dire? Diciamo. Stiamo progettando, posso dire, un telaio tutto dedicato a lei. Quindi iscrivetevi al canale e seguite il progetto, ragazzi, perché vedrete belle novità. Quindi se è una cosa che vi interessa, iscrivetevi, se no skippate il video già da adesso e non guardateli più, mettete dislike. No, non è vero, speriamo che non Ci faccio male, no? No, non ti fai male. Comunque ragazzi, la proveranno anche loro. Ma quanto sei osceno? Ma ti sei visto? Bellissimo. Cioè, dai. Che schifo. Vamo, urla. Adesso non ci resta che andare a fare gli spari con tutte le moto che vedete qui, ragazzi. Quindi andiamo a montare le varie cam e ci mettiamo in sella. E colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare lo sponsor di questo video, che è Insta360. Da come avete visto ormai uso le loro cam per girare tutti i miei video, e proprio perché fino alla fine di dicembre ci saranno gli sconti natalizi vi lascio il link in descrizione, ragazzi, approfittatene perché ci sono belle offerte e poi con il link in descrizione avete ottimi omaggi. Sull'R6 abbiamo una X2, sulla mia MT abbiamo montato la nuovissima X3. Questa, ragazzi, ha due obiettivi da 48 megapixel, ma si può utilizzare anche il singolo obiettivo e riprendere in 4K. Sulla bici di Carlo abbiamo montato la One RS, che è quella modulare. Infatti, da come potete vedere, si può separare e si può montare il modulo da 4K. Adesso abbiamo montato la 360 in modo da avere tutte le varie inquadrature. Questi qui che vedete qui sono i selfie stick invisibili che servono a creare la ripresa effetto drone. Il bello di queste cam è proprio il fatto che per editare i video, ragazzi, ci vogliono 2 secondi. Basta aprire l'app o da PC o da smartphone, decidere se esportarlo in 16 noni per YouTube o in verticale per Instagram, per TikTok. Quindi è la cam perfetta per i creators. Ma adesso andiamo allo sparo, che è quello che state attendendo, lo so bene. Abbiamo settato la bici alla massima potenza e anche un po' scarica, a dire la verità. Inizieremo con questo SH150 e vediamo un po' come reagisce. Partiamo dal presupposto che non lo so nemmeno più accendere. Come si accende? Al terzo suono di clacson. Gay! Ti ha detto merda. Mi ha stracciato. Adesso passiamo alle moto serie. Stiamo avendo un po' di problemi, ragazzi, perché la bicicletta si alza troppo e quindi dovremo partire, diciamo, un po' in percorrenza.
ci metteremo sulla stessa linea, inizieremo piano piano e poi accelereremo. Per me è un vantaggio, quindi anche per me questa cosa. Però la bicicletta riesce a sviluppare meglio e a scaricare meglio tutta la sua potenza, diciamo. Vediamo, vediamo. All'altezza di quel tombino lì diamo gas. Hai accelerato più la bici. Adesso via! Non ci credo! Ragazzi, c'è fino a 95 all'ora è stato al mio fianco, la strada, vedete, è quello che è. Fra, io ho dato gas a palla, ho dato gas a palla, cioè la motocicletta non si è alzata perché ho lasciato l'antimpennata. Io non ho dato gas, se no si alza. Fra, questa cosa fa... Cioè tu cioè ragazzi... Non ho dato full gas. Non sta dando full gas perché giustamente si alza, non riusciamo a controllare la potenza. No, ma è un'accelerazione assurda. Ragazzi, ma vi rendete conto che è assurda questa bicicletta? Riesce a stare a confronto con un MT-09 in accelerazione di prima. Cioè io sto con la marcia piena, la moto è arrivata. Io non me lo spiego, veramente, cioè, non riesco a trasmettere la sensazione perché io veramente ho dato full gas. Però non perdiamoci in chiacchiere adesso e andiamo a testarla con l'S1000. Mamma mia. Matthew si sta preparando e andremo a fare lo sparo con questa S1000R. E ragazzi, senza che vi dico quanti cavalli ha, lo sapete già. Se non lo sapete, andate a leggere in descrizione, ve lo scrivo lì. 175, non lo dovevi dire. E ora lo sai tu. Contro la bicicletta che avete visto appena battuto la mia MT-09, ragazzi, cioè sui 100 metri e io non me lo spiego. Comunque andremo ad utilizzare questo selfie stick invisibile lungo 3 metri per fare una bella ripresa effetto drone della partenza. Tu, signorina che sei dietro la cam, mettiti lì, io sarò al centro e sarò la vostra donna. Mi levo la maglietta? Sì. Abbasso il pantalone, tipo. Ah, scusate. No, telecamera. No. Ragazzi, al terzo suono di clacson partite e una volta arrivati al tombino lì, suono di clacson full gas. Ok? Ok? 3, 2, 1. Via! Era anche normale che perdesse, ragazzi, stiamo parlando di 175 cavalli, ma si è difesa benissimo, cioè assurda. No, è una bestia. 1-0 per il 1000! Quanto è forte questa bici? Non lo so, non la vedevo da dietro. Non la vedevi da dietro? Vabbè, devi dire che si è difesa. No, dignitosamente. Molto. C'hai 175 cavalli sotto il culo. Stai parlando che. Guarda, è una bici. È una bici, hai i pedali. Hai i pedali. Ah, sono finti. Adesso ritorniamo seri e andiamo a provare. Matteo si stava uccidendo. Adesso torniamo seri e andiamo a fare lo sparo con questa fantastica R6 di Antonio. Antonio, vuoi spammarti? Antonio, questo su YouTube, ciao. Rispieghiamo le regole anche ad Antonio. Al mio 3 si parte regolari, ragazzi, regolari, non imbrogliare tu. Al tombino che vedete lì date full gas, ok? È un bello spettacolo, eh? È sfiziosissima sta bicicletta. Ma sei un pazzo. Si impenna di più così. 3, 2, 1, via! Full gas! Gli è stata a fianco! 3, 2, 1,
mo vi voglio nei commenti. Cosa avevate detto? I 125, cosa avevate detto? Cioè, perché vi voglio tutti nei commenti a commentare e a dire adesso. Avevi ragione Valentino, hai capito? Avevi ragione Valentino. Hashtag avevi ragione Valentino. Sta di bruciato. No, cazzo, Vale, ho piegato i dischi. Stanno appicciati i dischi. No, sì, sono diventati incandescenti, per questo puzzano di bruciato. Cazzo, Oh, fra, non ci credo. abbiamo bruciato i dischi. Cioè, ha bruciato i dischi perché, Non ci credo. perché vuoi fare gli No, stoppi. era Ragazzi, cioè, solo per dirvelo, sta uscendo un episodio al mese perché succedono sempre intoppi. L'altra volta abbiamo dovuto fare questo personalizzato perché Carlo voleva fare gli stoppi. Ma ci sono riuscito, però. E ci sei riuscito, adesso li fa benissimo perché abbiamo messo anche la forcella nuova. Però il problema è che abbiamo bruciato appena il disco. Tranquillo. Ti è stato a fianco. Sì, ma infatti fa paura, cioè io sono stato così. Ti sei chiuso full gas e ti è stato a fianco. Quando non... No, ma appena prende coppia, ti ripeto, a 100 all'ora, quello le persone non credo perché nel video non rende, a 100 all'ora ragazzi di percorrenza dai full gas e si alza, ma non piano, si alza da cappottarti. Cioè, basta. Lo so, ti credo, ripeto. Basta, iscrivetevi al canale, seguite questo progetto, condividetelo con tutti ragazzi perché è veramente una figata. Dobbiamo costruirci un telaio a questa bicicletta e dobbiamo metterla su un banco e vedere quanti cavalli è. Noi vi lasciamo. In questi giorni usciranno tanti video divertenti perché c'è anche Matthew, c'è Valentina. Dovremo fare un bel po' di cose ignoranti. Rimanete connessi. Ciao. Vale, ma si zude. Oh, ma guarda, tu stai squagliando pure qua la plastica. Tanto il calore. No, amo, è fatto così. No, amo, no. Dentro si è sciolto. Dentro si è sciolto. Vabbè, ma ragazzi, si vede il disco è viola, incandescente, ma Altri 100 euro di fini da cambiare, che problema c'è? Ma miglioreremo anche questo. Se voi seguite il progetto, stiamo migliorando tutto. Poco alla volta vedrete un mostro. Di nuovo, ciao.